Ecco la situazione meteorologica. Il mese di dicembre inizia con le nuvole e anche con qualche pioggia per via di una perturbazione che ha interessato la Liguria da ieri pomeriggio. Situazione movimentata per il resto della settimana, il tempo rimarrà variabile. Dalle ore centrali della giornata graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, in particolare sul ponente. Saranno possibili rovesci o temporali sul Golfo che nel corso delle ore pomeridiane potranno coinvolgere alcuni tratti costieri, soprattutto nel settore centrale. Inoltre qualche debole precipitazione potrà interessare anche i versanti padani del ponente. Sarà nevosa al di sopra dei 1200 metri sulle Alpi Liguri. Fino a metà pomeriggio venti deboli o moderati dai quadranti orientali a levante, da nord su centro-ponente, con possibili raffiche fino a forti o tesi tra Genovesato e Savonese. Poi la ventilazione si disporrà da settentrione sull'intera Liguria con intensità moderata, ma sono attesi anche ulteriori rinforzi tra Genova e Capomele. Mare mosso fino a molto mosso sul Golfo di Genova, temperature massime stabili a levante, in lieve calo sul resto della regione ma non oltre i 15 gradi. Per domani, martedì 2 dicembre, la Limet prevede nella prima parte cielo molto nuvoloso coperto sull'intera regione, ma con bassa probabilità di piogge significative. Dalle ore centrali del giorno schiarite lungo la fascia costiera, situazione pressoché invariata nelle aree interne, eccezion fatta per aperture del cielo sulle Alpi Liguri. Venti deboli o moderati da nord, rinforzi fino a tesi o localmente forti nelle prime ore sul settore costiero centro-occidentale. Temperature minime stazionarie in lieve calo, massime stabili.